L'autopsia shock sul corpo di Alex Marangon, l'ipotesi di reato è omicidio volontario. Alla procura di Treviso pochi dubbi su una possibile aggressione prima della caduta nel Piave. Spero che l'autorità giudiziaria faccia presto chiarezza su questa tragedia, parla Andrea Zuin, definito il guru di Vidor, e il paese ora si interroga sulle attività portate avanti dall'abbazia sul Piave. Monica Poli è scampata alla spedizione punitiva di un comando di borseggiatori che aveva smascherato un nuovo re di furti filmato ieri sera all'Accademia. In manette una delle borseggiatrici storiche di Venezia, ricercata da tempo, ora dovrà scontare 10 anni di carcere. A dare la notizia dell'arresto il questore di Venezia. Al via la stagione dei saldi estivi, secondo un sondaggio di Confesercenti il 55% dei mestrini spenderà tra i 150 e i 200 euro a testa. Gli sconti dureranno fino al 31 agosto. 2 settimane alla festa del Redentore, da lunedì aperte le prenotazioni gratuite con priorità ai residenti per chi vuole assistere alle rive dei fuochi d'artificio. Dopo Venezia e Verona, Papa Francesco ritorna nel nord-est. Domani l'attesa visita a Trieste che Antenna 3 seguirà in diretta a partire dalle 7. Buonasera, ben trovate e ben trovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. In apertura, lo avete sentito dai nostri titoli, ancora il caso Alex Marangon. Dopo l'autopsia shock, l'ipotesi di reato diventa quella di omicidio volontario a Marconi. Intanto, città origine di Alex, tutti chiedono chiarezza. Luca. Sono chiusi nel loro dolore nell'appartamento di via Montegrappa a Marcon i genitori e i familiari di Alex Marangon dopo una settimana segnata dall'angoscia delle ricerche e dallo strazio del ritrovamento del cadavere a Ciano del Montello, con l'autopsia sul 25enne che ha impresso una nuova svolta al corso delle indagini. Da morte conseguenza di altro reato, il fascicolo si aggiorna a omicidio volontario, la peggiore delle ipotesi, quella sussurrata in tutti questi giorni. Al momento si procede contro ignoti, confermano dalla Procura della Repubblica di Treviso, pronta a risentire le persone che sabato scorso erano presenti al rito sciamanico all'interno dell'abbazia di Vidor, circa una ventina. A loro si rivolge proprio la famiglia di Alex attraverso l'avvocato Nicodemo Gentile. Più persone sanno quello che è successo, per spirito di pietà parlate. L'appello dei familiari che non hanno dubbi sull'aggressione definita potente e sfuggente. Morte violenta quindi e non accidentale, secondo gli inquirenti. Difficile procurarsi tutte quelle ferite con una sola caduta o un rotolamento, per quanto rovinosi. Asfissia terminale ed annegamento in un soggetto che da vivo aveva già subito delle lesioni. Il quadro emerso dall'esame: in pratica Alex è caduto nelle acque del Piave in fin di vita con un'emorragia interna e uno sversamento di sangue consistente in corso. Oltre al torace e allo sfondamento parziale del cranio, lesioni sono state riscontrate ai fianchi e sulla schiena, uno scenario compatibile con un'aggressione particolarmente violenta anche da parte di più persone e l'utilizzo di un corpo contundente. Nuovi sopralluoghi verranno effettuati dai carabinieri in tutta l'area interessata a partire proprio dall'abbazia e i suoi dintorni. Si deve fare luce su quella maledetta notte di una settimana fa, quella chiarezza che a Marcon chiedono tutti. Che ci sia giustizia, che si vada a verificare quello che è successo veramente. Ci lascia un po' sbigottiti. Chiarezza, certo. Che discorsi, ovvio. Speriamo bene che si riesca a capire cosa è successo, perché a quanto so era un bravo ragazzo. Ed è giusto far chiarezza, perché queste cose è giusto che ci sia le medicine alternative, tutto quanto, però penso che ci sia bisogno di limiti. L'ho visto nascere, 50 anni che sono a Marcon, l'ho visto nascere. Anche coi piedi chiediamo chiarezza. Ne ha diritto, povero ragazzo. Spero che l'autorità giudiziaria faccia chiarezza al più presto su questa tragedia che colpisce tutti. Ad affermarlo Andrea Zuin, quello che tutti definiscono come il guru di Vidor, paese che adesso si interroga sulle attività portate avanti dall'abbazia sul Piave. È da un po' di tempo, da 1 anno e mezzo, che tu vedi qua che fanno delle cerimonie, non riesco a capire cosa fanno, perché sono tutte persone che vengono da fuori, perché io passo di qua molto spesso e vedo persone strane,
Ecco, e quindi non capisco come mai che non sono cerimonie che viene coinvolto anche il paese. Questo mi sono fatta una domanda mia personale. La signora Franca ben conosce questo angolo di Piave di cui è appassionata e non nasconde le sue perplessità sui ritrovi che da qualche tempo ci sono nell'abbazia di Vidor, portando anche un'esperienza personale. La settimana prima dell'incidente, di questa disgrazia, cosa è successo? Che io vado a nuotare sempre al Piave, adoro l'acqua. È successo che ho trovato una ragazza sui gradini prima, perché ci sono 6-7 gradini di marmo così, e questa qua mi ha guardato entrando nell'acqua e poi mi ha detto che il suo fidanzato organizza degli eventi e mi ha parlato. Io ho capito che erano non una musica normale. Lei ha usato un termine e ho pensato qualcosa, mi sono fatta una domanda, All'interno dell'abbazia in questo primo sabato di luglio c'è Andrea Zuin, quello che è stato definito a torto o a ragione il guru. Preferisce non parlare a microfono Zuin, ma ci affida un messaggio. Siamo tutti profondamente sconvolti e addolorati per la scomparsa di Alex e per tutto quello che sta succedendo, afferma Zuin, che assicura come fin dall'inizio ci sia stata massima collaborazione con le forze dell'ordine. E ancora, il musicista dice di voler mandare forza e amore alla famiglia di Alex in questo momento così doloroso, anche attraverso la musica che ad Alex piaceva molto. Spero, aggiunge Zuin, che l'autorità giudiziaria faccia chiarezza al più presto su questa tragedia che colpisce tutti, anche perché siamo profondamente sconvolti dal modo in cui la stampa ci sta descrivendo. Nel frattempo però a interrogarsi è l'intera Vidor. Forse, dicono alcuni, quel genere di attività andava controllato. La mia critica sta che chi ha organizzato questo, cioè lo stregone, lo sciamano, chi cavolo possa essere, non ha valutato la pericolosità intrinseca di queste azioni. Perché pensiamo alla fragilità mentale, cioè io non mi sentirei personalmente, di fare un'esperienza del genere. Andiamo a Venezia ora. Monica Poli, paladina anti-borseggio, è scampata una spedizione punitiva da parte di un comando di borseggiatori dopo averli smascherati ieri sera a nuovo raid ai danni dell'ennesima turista. Il video. Ecco il borseggio all'imbarcadero dell'Accademia a Venezia, ripreso in diretta ieri sera alle 22:30 da un residente. Rivediamolo. Il borseggiatore, camicia bianca e pantaloncini neri, adocchia la sua preda ed entra in azione. La insegue, si pone dietro di lei. È l'ennesima turista da depredare. Le apre lo zaino giallo e indisturbato, si appropria del portafogli viola. Non è da solo, a fargli da spalla e da palo altri 3 complici, di cui uno vestito allo stesso modo e un altro che con zainetto beige simula di essere a sua volta un turista. Sono in 4, tutti alti e di corporatura ben robusta. La turista non si è ancora accorta di nulla, mentre la banda di borseggiatori se ne va senza problemi con l'ennesimo bottino a conclusione forse di giornata. Banda che Monica Poli, per tutti Lady Pickpocket, conosce bene, ma purtroppo anche lei è conosciuta dagli stessi. Giovedì scorso è scampata la spedizione punitiva di un comando di borseggiatori, uomini e donne, dopo che li aveva smascherati nel corso dell'ennesimo furto, finito in rapina, dopo che la vittima di turno ha pure avuto diversi giorni di prognosi a causa dello spray al peperoncino spruzzatole in faccia dai malviventi. Purtroppo sono sempre più frequenti le aggressioni da parte di queste bande, sia nei confronti di turisti e sia nei confronti nostri, dei cittadini, e soprattutto ultimamente nei miei confronti. È tempo che il ministro Nordio su questa tematica intervenga. La sicurezza è una priorità. È giusto che si ritorni alla procedibilità d'ufficio e alla certezza della pena, non si può più aspettare. Manette ai polsi e 10 anni di carcere a una borseggiatrice storica di Venezia. A darne notizia il questore di Venezia.
Un ordine di carcerazione per 10 anni emesso nei confronti di una borseggiatrice che è stata individuata, localizzata e fermata nell'ambito dei numerosi servizi che vengono svolti dalla Questura. È lo stesso questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, a dare notizia dell'arresto eclatante e avvenuto 3 giorni fa. A finire in manette, infatti, una delle borseggiatrici storiche di Venezia, ricercata da tempo, ora dovrà scontare 10 anni di carcere. Sicurezza che a Jesolo, contro la violenza finita anche in rapine delle baby gang, ha visto l'emissione di fogli di via e Daspo Willy. Recentemente sono stati emessi 10 provvedimenti in termini di Daspo Willy e in termini di fogli di via obbligatori, provvedimenti che peraltro si giovano delle nuove normative che consentono un'azione ancora più efficace anche nei confronti dei minori. Il punto sulla sicurezza a Venezia, di fronte alla stazione Santa Lucia, al gazebo della Polizia di Stato che con tanto di brochure mette in guardia turisti e residenti contro gli scatolettisti, criminali per lo più dell'Est Europa e italiani che con la tecnica delle 3 scatolette ti derubano dei soldi. Gazebo che presto potrebbe diventare itinerante, toccando le aree della città dove si registra il maggior afflusso di turisti, anche come monito contro i borseggiatori sempre più aggressivi e pericolosi. Quindi nei luoghi storici del turismo, Rialto piuttosto che Piazza San Marco, ecco, noi crediamo che questo faccia insieme attività di prevenzione per effetto della presenza della polizia e nello stesso tempo un'importantissima attività di divulgazione. Cambiamo argomento, saldi estivi al via, Mestre budget di spesa fino a 200 euro a famiglia. Saldi, si comincia? Beh, certo che si comincia, iniziamo oggi. E che cosa si cerca in saldo? Qualcosa per la piccola, per me, vediamo un po' che cosa offrono i negozi. Vestiti, vestiti estivi, sì. Per te o da regalare? Ma anche da regalare, anche perché comunque durante i saldi, visto che i prezzi comunque sono aumentati a vista d'occhio, si può assolutamente usufruire di questa cosa. Un bel vestito, un costume da bagno, dipende, quello che trovo è un buon prezzo. Che cosa si cerca oggi in offerta? Allora, in realtà siamo qui per una passeggiatina tranquilla, per i saldi principalmente i vestiti o anche le scarpe, dai. Scarpe, abbiamo fatto l'affare con le scarpe. Al via la stagione dei saldi estivi a Mestre, in una piazza Ferretto praticamente semideserta, vista anche la canicola, poche le aspettative dei commercianti. In città, come nel resto d'Italia, il 55% dei mestrini, secondo un sondaggio Confesercenti Ipsos, ha intenzione di acquistare almeno un capo o prodotto alla moda per una spesa media tra i 150 e i 200 euro. Dipende anche dall'offerta, varia, però insomma non lo so, adesso penso sui 200 euro circa. 150 euro, non di più. Anche tra i mestrini c'è poi chi ai saldi o indipendentemente dagli sconti preferisce gli acquisti online. Se mi serve qualcosa preferisco prenderla in internet piuttosto che prenderla qui in negozio, non c'è nulla. Ma perché non trovi quello che cerchi, che è un'altra roba? Non è che non vuoi comprare qualche non si trova? E cosa si cerca di così particolare che ai Mestre non ce l'ha? Ti faccio un esempio, io ho le scarpe 47, tu vai dentro il negozio e dici guardi signore, io ho una scarpe... il numero 47, ha qualcosa da offrirmi? Faccia questa prova. Sconti estivi che dureranno fino al prossimo 31 agosto. Io me la sono cavata con 40 euro, 2 paia di scarpe, a posto. Siamo a posto per tutto l'anno adesso. E tu? Io ancora niente, devo ancora, difatti stavo entrando per dare un'occhiatina se trovo un paio di scarpe, sì. Va bene, buona spesa. Ed è conto alla rovescia per la festa del Redentore. È partito a Venezia il conto alla rovescia verso la festa del Redentore 2024, uno dei momenti più attesi dell'anno per i veneziani, che culminerà sabato 20 luglio alle 23:30 con lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio e poi domenica 21 con la messa votiva e il pontificale presieduto dal patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia alle ore 19 dalla Basilica del Santissimo Redentore. Da lunedì 8 luglio saranno aperte le prenotazioni gratuite per poter assistere
resistere ai fuochi dalle rive più vicine al bacino, Zattere, Piazzetta San Marco, Riva del Chiavone Giudecca, utilizzando il link redentorevenezia.it. Fino a mercoledì 10 luglio sarà consentita la prenotazione dei posti lungo le rive solo per i cittadini residenti nel comune di Venezia. In particolare alla Giudecca, fino a mercoledì, potrà registrarsi solo i residenti dell'isola stessa e Saccafisola, spiega il direttore Fabrizio Doria. E ricordiamo che quella manifestazione si completa con il grande appuntamento di Voga la Veneta, con la regata del Redentore, una delle più seguite perché si svolge nel canale della Giudecca ed è visibile dalle rive della Giudecca, dove i tifosi si spostano per assistere alla fase della partenza e soprattutto dell'arrivo della stessa. Da giovedì 11 luglio invece la prenotazione potrà essere effettuata anche dai non residenti della zona. Sempre da lunedì sono aperte le prenotazioni per le barche e saranno previste delle aree di ormeggio a seconda della tipologia dei natanti. Il ponte votivo sarà invece inaugurato da Patriarca e Sindaco venerdì 19 luglio alle ore 20. L'organizzazione di una manifestazione in sicurezza prevede un fortissimo dispiegamento di mezzi, vi è un coordinamento con tutte le forze dell'ordine per quanto riguarda la gestione in acqua delle singole aree e dei canali di sicurezza, c'è un fortissimo dispositivo di sicurezza a terra, innanzitutto di steward per gestire l'accesso ai singoli settori e ovviamente delle forze dell'ordine per vegliare che la manifestazione si svolga in sicurezza. Domani la visita di Papa Francesco a Trieste, la nostra diretta a partire dalle 7. Una giornata in diretta per seguire la visita di Papa Francesco a Trieste in occasione della settimana sociale dei cattolici in Italia. Sulla nostra emittente si partirà già alle 7 di domenica 7 luglio per raccontare l'arrivo, il percorso, gli incontri, l'abbraccio con la città e la messa in Piazza dell'Unità d'Italia in un capoluogo regionale in festa per il Santo Padre. 4 truppe in collegamento con lo studio dove il vice direttore del gruppo Media Nord-Est Ferdinando Avarino condurrà la diretta che si avvarrà anche del collegamento via satellite della TV del Vaticano per non perdere nemmeno un istante della visita del Papa nella città della Bora. Domenica mattina Jorge Maria Bergoglio arriverà e ripartirà in elicottero. L'atterraggio è previsto alle 8 in Portovecchio, nelle vicinanze del Convention Center, dove sarà accolto dall'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dall'arcivescovo di Catania Luigi Renna, presidente del comitato organizzatore, e dal vescovo di Trieste Enrico Trevisi. Qui il Santo Padre terrà un discorso. Al termine incontrerà privatamente 3 gruppi di persone, rappresentanti delle diverse comunità religiose della città, una cinquantina tra accademici e studenti dell'Ateneo Triestino e un terzo gruppo composto da persone con disabilità e migranti. Poco dopo le 10 il trasferimento a bordo della Papa Mobile verso Piazza Unità, ancora da stabilire l'itinerario che deve essere scelto in base a criteri di sicurezza, tra le opzioni il transito lungo Viale Miramare o la nuova bretella del Porto Vecchio, quindi la messa sul palco di Piazza Unità e l'Angelus. Esauriti da giorni gli 8.000 posti a sedere. Al termine della celebrazione, verso le 12:30, Papa Francesco si sposterà verso il Molo IV, dove dopo il saluto alle autorità risalirà sull'elicottero per tornare in Vaticano. Per seguire tutta la giornata basta accendere la TV sulla nostra emittente, a tutto il resto pensiamo noi. Lo sport, il Venezia in Serie A, vediamo ora il calendario del campionato. Il sogno chiamato Serie A per il Venezia Football Club comincerà ad essere assaporato il 18 agosto nella prima giornata del campionato 2024-2025 in campo a Roma contro la Lazio alle 20:45 di domenica. Subito prime 2 partite in trasferta, dopo i biancocelesti la Fiorentina alle 18:30 del 25 agosto per dare così modo di ultimare i lavori necessari ad ampliare la capienza dello stadio Pierluigi Penzo, e nella prima in casa venerdì 30 agosto al Sant'Elena alle 18:30 gli arancione-verdi si troveranno di fronte il Torino di Paolo Vanoli, l'allenatore e grande artefice della promozione in Serie A, con il preparatore atletico Giampiero Ascenzi e tutto lo staff che in Laguna saranno sempre di casa. Sono gli scherzi e le emozioni del calendario ufficiale. Al Galà per la presentazione del nuovo logo di Serie A hanno partecipato per i lagunari il direttore sportivo Filippo Antonelli,
con il suo braccio destro il responsabile della tecnica Cristian Molinaro. La massima serie del campionato italiano si concluderà domenica 25 maggio 2025 per il Venezia ospitando niente meno che la Juventus. Il calendario, come avviene dalla stagione 2021-2022, è asimmetrico, ovvero la successione delle partite del girone di andata non sono uguali a quelle di ritorno. Non ci sarà interruzione per le festività natalizie, si giocherà anche il 22, 29 dicembre e il 5 gennaio, un solo turno infrasettimanale il 30 ottobre, 4 soste per la nazionale. La Serie A giocherà quest'anno una partita regolarmente in anticipo di venerdì. Il Venezia nei gironi di andata non avrà nessuna delle big in casa. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci.